Autostart in movimento per la seconda corsa, il premio Daguerre Rapide, un confronto per 2 anni, noi vincitori di 1.000 euro in carriera. È una prova per 10 soggetti sul doppio chilometro. All'1 Irma Lord del Sile, 2 Infinity of Brown, 3 Jupiter, 4 Iside dei Greppi, 5 Ivo Bank VV, 6 il Divo Stecca, 7 Ideal Rhythm Run, 8 Ivano SSG, 9 Igor Bye Bye, 10 Iris del Duomo. Macchina che inizia ad accelerare, si prepara al lancio. Partiti. È veloce Infinity of Brown che rientra a Ivo Bank VV, sbaglia il Divo Stecca, sbaglia anche Iside dei Greppi, si imbocca la prima curva con numero 4 comando Iside dei Infinity Greppi, of Brown che replica all'attacco di Ivo Bank VV, subito a contatto dalla seconda fila Ivano SSG. Numero 1 Irma Lord del benissimo. Sile, squalificato. Se ne vanno i primi 200 metri di corsa in 15.8 con al comando Ivo Bank VV nei confronti di Infinity of Brown, Ivano SSG, Jupiter, Igor Bye Bye e quindi Ideal Rhythm Run. 400 iniziali in 32.2 con battistrada Ivo Bank VV che ha ripreso in mano dopo i primi 100-150 metri lottati e guida liberamente, sposta all'esterno Jupiter che anticipa le mosse di Ideal Rhythm Run. Dopo 600 passati sul piede del 1,23,5 al chilometro, Ivo Bank VV deve un po' ripartire perché al suo esterno arriva Jupiter. Numero 10 Iris del Duomo, ha sbagliato squalificato. Iris del Duomo. 800 metri iniziali molto tranquilli, con sempre Ivo Bank VV al comando. In seconda posizione segue Infinity of Brown, di fuori Jupiter con in scia Igor Bye Bye, poi Ivano SSG che è rimasto terzo in corda. Terza pariglia per Ideal Rhythm Run, mentre chiude il gruppetto il rimesso il Divo Stecca. 1,24 il primo chilometro, con sempre al comando Ivo Bank VV, Jupiter mette pressione all'esterno, poi sempre in corda Infinity of Brown, in pariglia Igor Bye Bye, quindi Ivano SSG, il Divo Stecca. Si va sulla curva di destra con Ivo Bank che risponde al primo tentativo deciso da parte di Jupiter, privato dei tappi estraibili, ha una piccola incertezza l'attaccante, così Ivo Bank VV può guadagnare una piena di margine. Jupiter che prova a riproporsi, poi sempre Infinity of Brown in terza posizione a distacco, con Ivano SSG che invece è chiuso in corda, e si va sull'ultima curva con in vantaggio sempre Ivo Bank VV, Jupiter nella sua scia, gli altri più distanti. All'imbocco della retta d'arrivo Ivo Bank VV è in vantaggio nei confronti di Jupiter, stacca Ivo Bank VV che vince nettamente. Al secondo finisce Jupiter, mentre per il terzo posto Infinity of Brown controlla Ivano SSG. 1,26 il doppio chilometro, c'è 1,1 per gli ultimi 800 di gara con la vittoria in coast to coast di Ivo Bank VV. Roberto Vecchione per il training di Paolo Romanelli e colori di Mauro Witt, la vittoria del figlio di The Bank in percorso di testa, discreta chiusa finale per il vincitore che stacca nettamente Jupiter. A distanza il terzo è appannaggio di Infinity of Brown.